Sono flessioni a due cifre del tutto inedite per la nostra esperienza. A febbraio 2009 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente l'area euro ha conosciuto una flessione del fatturato del meno 18,4%. Ciò che dovrebbe consolare è che l'intensità di questa frenata discende anche dall'intensità della crescita economica che continuava imperterrita dal novembre 2001. Durante la settima giornata dell'economia la Camera di Commercio trevigiana snocciola numeri non molto incoraggianti. Il manifatturiero cala dopo 3 anni di crescita e chiude in ribasso del 7%, così la produzione industriale con una flessione del 14% rispetto al 2007. Scende anche il grado di utilizzo degli impianti industriali che si porta al 64% quando solo a dicembre era del 72%. Nella Marca tiene il settore moda che mette a segno quasi un più 7% e tiene anche l'export portando il proprio fatturato a quota 11 miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso. L'export tiene, intercettando anche nuovi mercati, entrando anche con nuove tipologie, con valori molto alti sul prodotto e sul servizio, e questo ci dà veramente la possibilità di dire manteniamo un grande brand, rafforziamo la proprietà intellettuale e governiamo la distribuzione. Una fotografia comune al resto del Veneto, anche se c'è chi sta peggio. Belluno e Venezia, ad esempio, destano le preoccupazioni dell'economia regionale. Situazione critica sia per quelle aree che sono un po' a monoprodotto. Cito per esempio il bellunese perché è chiaramente caricato sull'occhielleria e magari sul mercato che è quello americano. La situazione un po' di Porto Marghera perché somma problema a problema, nel senso che non è che tutto sia di questa crisi, però questa crisi accelera i processi, no? E alcune situazioni di criticità del passato adesso diventano emergenze. L'altro settore, per esempio, trasversalmente, che è un po' in difficoltà è quello delle costruzioni. E in questa annata piuttosto sottotono per l'economia viene fuori che forse qualcosa si può fare e c'è molto da imparare. Ad esempio si possono cambiare gli stili di vita, consumare meno e non vivere sopra le proprie possibilità. Che quando si crea la necessità si è anche un po' stimolati, ecco, a ritrovare anche forme più equilibrate del vivere laddove si fosse vissuto con forme di vita da una parte superiori alle proprie possibilità ma anche un po' dedicate allo spreco. Quindi questo, diciamo, educazione agli stili di vita è una sensibilità non solo della diocesi di Treviso ma ormai di tutte le diocesi del Veneto.